La chiesa di Santa Giuliana a Vigo si trova a Monte dell'Abitato, in località Ciaslir. Da questo dosso, immerso nei bellissimi prati verdi, si gode di una bellissima panoramica verso Punta Penia, insieme a tutta la catena di Costa Bella con il Cima Uomo ed il Colombert. La posizione in cui si trova la chiesetta, assai particolare, deriva da un luogo di culto preistorico, dove gli abitanti reti della valle offrivano sacrifici ai loro idoli. Per questo possiamo affermare che questo è il luogo di culto più antico della Val di Fassa. La chiesa viene menzionata per la prima volta già nel 1237, ma la venerazione della patrona in Val di Fassa risale già all'epoca pre-carolingia, come testimonia il fatto che la sagra di Santa Giuliana si tiene due volte nell'arco dell'anno, la prima il 16 febbraio, seguendo il calendario romano, la seconda il 3 di giugno, seguendo il vecchio calendario di San Girolamo. Questa festa viene definita Festa di Centuliana Veia. La chiesa attuale venne costruita in stile gotico su una preesistente struttura romanica, come confermano i resti di muratura rinvenuti sotto l'altare maggiore. La struttura venne consacrata personalmente dall'arcivescovo di Bressanone, cardinale Niccolò Cusano, il 23 luglio del 1452, come testimoniato dalla pergamena scritta in latino rinvenuta sigillata all'interno di una scatola di piombo all'interno dell'altare maggiore. La scatola venne aperta per mezzo di una britola da padre Frumenzoghetta de Martin, che ebbe l'onore di reggerla per la prima volta. La chiesa esternamente rimanda chiaramente all'arte gotica, come risulta chiaramente dalla forma dell'abside, con i suoi archi a sesto acuto e dalla struttura del campanile. La chiesa tuttavia ha anche alcuni elementi che rimandano allo stile romanico, come l'arco a tutto sesto posto all'ingresso della chiesetta in direzione dell'abitato di Vigo. L'intera struttura è stata decorata con la sienite, trasportata con grande fatica per l'occasione a mano dalla gente di Fassa direttamente dalla Val di Monzoni. All'interno della chiesetta si notano chiaramente i dipinti dell'abside ad opera del mastro Leonardo di Bressanone, composto da 21 quadri. Al centro troviamo la Santissima Trinità, che è l'unica rappresentazione di questo tipo ad essere sopravvissuta dall'ordine di distruzione diramato dalla stessa Chiesa Cattolica grazie alla sua bellezza artistica. Oltre alla Trinità troviamo gli angeli di Santa Giuliana che suonano l'arpa, la viola e l'organo, mentre negli altri 14 riquadri sono rappresentati il re Davide, il re Salomone, i simboli dei quattro evangelisti e dei quattro padri della Chiesa ritratti in posizione seduta. La chiesa conserva al suo interno un antico e magnifico esempio di Flugealtar, altare a portelle di cultura tedesca realizzato dallo scultore sudtirolese Georg Arzt e terminata il 9 agosto 1517, come testimoniato dall'iscrizione latina a caratteri gotici impressa sotto l'opera dall'artista stesso. Al centro dell'altare troviamo una statua dell'Immacolata Concezione con in mano un bambino, mentre ai lati troviamo a sinistra Santa Giuliana ed a destra Santa Margherita. Le portelle sono interamente decorate con dei bassorilievi rappresentanti San Lorenzo, Santo Stefano, Sant'Agnese con l'agnello e Santa Cristina con la freccia in mano, mentre all'esterno queste sono dipinte con alcune scene che rappresentano la passione di Cristo che vengono esposte ai fedeli in occasione della chiusura di esse durante la settimana santa. Ben visibile sulla navata nella parete sinistra della chiesa è presente un affresco articolato in due parti, dove in ciascuna delle quali è rappresentato un ciclo di 5 scene della storia di Santa Giuliana, con scritta in rima la storia della santa in maniera articolata per facilitarne la comprensione. Queste pitture sono opera di un pittore presumibilmente di origine veneto-friulana, che vennero tuttavia ritoccate in un rifacimento ad opera del pittore Giovanni Cadauner nel 1764.
L'opera venne nuovamente rinnovata a metà del XIX secolo, quando venne ritoccata con olio di lino. Nella chiesa è presente anche una statua vestita di Santa Giuliana, costruita presumibilmente alla fine del XVIII secolo. Questa veniva portata in processione dalla gioventù di Fassa sino all'ordine giunto dalla Chiesa che vietava tale pratica, obbligando la comunità a consegnare la statua all'Arcidiocesi di Trento. La comunità, tramite i suoi rappresentanti riuniti in consiglio, decise di scrivere una lettera di protesta all'allora arcivescovo di Trento, Giovanni Nepomiceno Deciderer, che ribadì il divieto, consentendo tuttavia alla popolazione di mantenere il possesso della statua, a precisa condizione che questa venga esposta all'interno di una nicchia coperta da vetro alla pietà dei fedeli, luogo in cui giace tuttora. Nella chiesa si trova anche un confessionale che venne costruito nel 1730 dall'artigiano locale Gian Battista Pescol de Badia, mentre i cardini di ferro vennero costruiti dal fabbro Cloc di Pozza di Fassa. La chiesa di fatto è una testimonianza storica diretta della vita della comunità, che vide con l'invasione napoleonica del 1803 l'usurpazione della propria autonomia, per anni esercitata attraverso la magnifica comunità de Fassa, nonché la scomparsa del principato vescovile di Bressanone, da anni punto di riferimento importante per i fassani, sia dal punto di vista identitario, sia politico, sia religioso. Fu proprio da allora che i Fassani dovettero lottare assiduamente contro le difficoltà economiche che vedevano la nostra valle assai meno ricca in ambito di legname della vicina Val di Fiemme ed assai meno adatta all'agricoltura, che da queste parti bastava a malapena sopperire al fabbisogno della popolazione. Nonostante questo, grazie alla grande tenacia, vennero ultimati diversi lavori a più riprese del tetto della chiesa, con vari rifacimenti parziali della muratura, durante l'intero corso del XVIII secolo. Da segnalare a questo proposito l'imbiancatura della struttura del 1874, realizzata grazie alla vendita della casa del primissario con l'orto annesso. La situazione si aggravò ulteriormente dopo la Grande Guerra, dove i segni dell'abbandono iniziarono a gravare sulla Chiesa a causa delle sempre maggiori difficoltà economiche della valle, culminate con la grave crisi finanziaria del 1929. La comunità dovette quindi forzatamente mettere mano alla chiesa per evitare che gli altari venissero portati via, come paventato dalle belle arti. La comunità, grazie ai sacrifici e alla tenacia della sua gente, riuscì così a ricostruire a nuovo il tetto sia della chiesa che del campanile, nonché ad acquistare persino 2 nuove campane, grazie all'interessamento decisivo del pievano di Fassa Don Liberio Clammer, del parroco di Vigo Don Carlo Lorenz, del maestro Valentino Pollan, presidente della comunità di Fassa, e del signor Ignazio Weiss, che raccolse personalmente i pochi spiccioli che la gente stremata dalla povertà riuscì ad offrire, che si rivelarono fondamentali per completare l'opera di restauro della chiesetta. Le antiche campane, presenti precedentemente all'interno della chiesetta, vennero risparmiate dalla requisizione avvenuta per fini bellici, ma vennero trasferite nelle altre chiese della valle. Una delle campane mezzane venne trasferita nella chiesetta di San Nicolò, dove si ruppe irrimediabilmente, mentre un'altra campana venne trasferita nella pieve di Fassa ad accompagnare la campana maggiore, rimasta sola nella cella campanaria. Fu così che a partire dal 10 maggio 1931, grazie alla tenacia della popolazione, nel campanile vennero collocate 2 nuove campane fuse dalla fonderia Daciano Colbacchini. Una di queste, grazie al contributo del signor Gere Tamianet, che lasciò tutto quanto era di sua proprietà, suona ogni sera in onore dei caduti di tutte le guerre e viene per questo detta campana dei caduti, mentre nell'altra vi sono incisi i nomi di coloro che contribuirono al restauro della chiesetta. Fu così che dal 1933 nella chiesetta sono presenti 4 campane che emettono la tonalità Mi3, che è quella della campana maggiore, risalente al 1591, fusa da Ludovico Simonato di Trento, Sol 3, che è quella della campana dei caduti, La 3, che è quella dell'altra campana fusa dalla fonderia Colbacchini, e Si 3,
che è quella della campana minore, risalente al 1496, che è la più antica di tutta la Val di Fassa. Queste campane vengono suonate a tutt'oggi a mano. La valle, nonostante sia stata teatro nel maggio del 1945 della ritirata dei tedeschi, non subì, a differenza della vicina Val di Fiemme, grossi danni. Proprio per questo il pievano di Fassa, Don Fortunato Rossi, organizzò una festa di ringraziamento a Santa Giuliana, dove parteciparono oltre 1000 fedeli giunti da tutta la comunità, in cui venne letta al termine della messa dallo stesso sacerdote un'orazione di ringraziamento. Ma proprio da questo momento la chiesa dovette subire un lungo periodo d'abbandono, vandalismi e furti, i cui segni purtroppo sono ancora oggi in parte visibili. Uno su tutti, il vergognoso furto della statua dell'Immacolata Concezione, realizzata dall'artista Georg Arzt al centro del Flugealtar, trafugata dalla chiesa il giorno 11 agosto 1966, che oggi è stata sostituita da una copia. Vicino alla chiesa di Santa Giuliana sono presenti anche un'antica cappella dedicata a San Maurizio, ed una vecchia edicola sempre dedicata alla santa patrona di Fassa. Entrambe queste opere rimasero a lungo abbandonate, destando lo sdegno fra la popolazione, che riuscì, su questua della gente di Vigo nel 1836, a restaurare il tetto sia dell'edicola di San Maurizio sia della cappella di Santa Giuliana, evitando così che le pitture potessero andare perdute definitivamente. L'edicola di San Maurizio, venne consacrata il 15 settembre 1489, ma era già citata a partire dal 1297. In questa edicola era presente anche una palla di legno intagliata, rappresentante il santo, iniziata da un artista locale, Joe Batta Intagliador Gruber, originario di Campitello ma residente a Vigo, e terminata nel 1682, grazie al contributo di un artista diziano detto Zorz Intagliador. La palla, tuttavia, nel 1905 venne portata in canonica a San Giovanni con il pretesto falso di un restauro, e da allora se ne è persa di fatto ogni traccia, anche perché di quest'opera non vi è alcuna testimonianza fotografica. La cappella di Santa Giuliana venne consacrata il 14 luglio 1749 ed ha presente al suo interno un ciclo di affreschi del mastro Rovisi di Moena, realizzata, in base ai documenti, nel 1754, dopo il ritorno dell'artista nel suo paese natale, dopo il lungo periodo trascorso a Venezia. Nella cappella sono dipinti al centro la Madonna delle Grazie in adorazione del Bambino fra i santi Rocco e Sebastiano, mentre vi sono dipinti anche un bambino di Praga ed una rappresentazione del Cristo. La cappella era poi piena nelle pareti di ex voti di pellegrini dipinti su tavole di legno, su vetro ed altri ricamati a mano, che sono purtroppo andati persi recentemente a causa dell'abbandono. Nel 1960 venne poi rifatto il tetto della struttura senza alcun criterio, non tenendo conto della sua struttura originaria, riducendone di fatto lo sporto. Fonte delle informazioni: libro La Lesia de Sant'Uliana a Vic, Val de Fassa, di padre Frumenzo Ghetta de Martin, libro edito dall'Institut Cultural Ladin Mason di Fassin,
stampato da Fotolitto Longo SPA Fragarto Bolzano nel 1994. Libro scritto in ladino con il contributo dell'Unione di Ladins de Fascia, grazie alla traduzione di Lucia Gross. Intervista in ladino realizzata da Lucia Gross a Carletto Weiss nel 2011 su iniziativa dell'Istituto Cultural Ladin Mason di Fascin nella rubrica Il Chanton dell'Istitut in collaborazione con la TV Ladina.